Continua il nostro viaggio nei magnifici set del premio Ferro della guida dei vini del Veneto di Ice Veneto, Venezia, e siamo con un Bardolino Chiaretto classico. La cosa interessante che prima ho sentito nella degustazione che ha preceduto questa intervista è un po' come dire, la dimensione di questa azienda, pochi ettari, però la qualità, Emanuela, arriva anche dalle piccole produzioni, cosa dici? Sì, questo è un po' l'effetto scouting di Ice Veneto secondo me, nel senso che i panel sono organizzati, sappiamo, alla cieca, quindi senza nessun tipo di condizionamento. Tante volte effettivamente abbiamo delle sorprese perché delle piccole realtà. Dei piccoli produttori che magari non hanno la forza da un punto di vista commerciale di invadere il mercato, di essere molto conosciuti e quindi magari qualcuno li deve ancora scoprire. Ecco, attraverso il metodo che abbiamo per svolgere i panel, in questi anni sono emerse delle realtà che sono delle vere eccellenze, come questa cantina. Questa cantina è una cantina appunto piccola, però piccola, di qualità, che è molto piccola. Io sono il figlio di Righetti Enzo, Cavaillon Veronese, un piccolo paesino che sorge a circa 5 km da Bardolino, e la Zisa è forse il punto più conosciuto di Cavaillon, però molto bello, specialmente da visitare in dicembre. In dicembre? Sì. Adesso ci stiamo avvicinando. No, in dicembre, perché passando anche dall'autostrada c'è una grandissima stella cometa, sorge su un monte, è sempre un presepe, è bellissimo da visitare, anche sui siti magari, ve lo consiglio. Abbiamo anche una indicazione turistica, no? Sì. E parliamo un po' della realtà di questa vostra azienda. Allora, è specializzata in chiaretti, rosati e anche spumante, sempre chiaretto. Chiaretto, premettiamo, è fatto da uva rossa 100%, non sono blend, è un blend di 4 uve, Corvina principalmente, Rondinella, un po' di Sangiovese e anche un po' di Molinara, che ha il colore proprio del chiaretto. La Molinara, se si vinifica anche con macerazione, ha il colore, diciamo, mantiene di un chiaretto, ha pochissimo colore. Caratteristico vino molto profumato, diciamo, va dalla frutta alle spezie, alle erbette aromatiche, ha grandissime sfaccettature dal punto di vista aromatico. Le uve rigorosamente vendemmiate ancora a mano, macerazione in modo da non avere, perché il chiaretto è molto difficile da vinificare. Se voi parlate con tanti vinificatori, forse è il più difficile da fare. Vinificato in criomaggerazione, praticamente si raffreddano le vinacce insieme col mosto, perché il profumo e i sali minerali sono tutti al contatto della buccia. Se io faccio pressatura non avrò mai queste sfaccettature di gusti e di aromi. Fermentazione a temperatura controllata, dopodiché fa circa 5 mesi di sosta sulle fece nobili, in modo quello ti dà anche morbidezza, pur il vino non essendo dolce però ti dà morbidezza e ti preserva anche i colori nel tempo, perché il problema dei chiaretti è la durata anche del colore, perché col tempo altrimenti vira sui granati, sull'ossidazione, no? Però quando cambia il colore automaticamente si cambia anche il profumo e anche il gusto. Qua non so se me lo può conservare. Manuela, mi sembra una lavorazione anche molto proprio artigianale. Beh, naturale comunque, è vero, sono sempre sistemi naturali, non sono sistemi chimici, assolutamente. Questo ha anche un valore aggiunto, no? Il colore in questo vino, cioè nel chiaretto, il colore rosa, ma un po' in tutti i rosati, è molto importante perché è forse l'elemento che caratterizza questo vino più di ogni altro, per il suo fascino, per la sua, diciamo, anche per la sua femminilità. Sensualità, ha detto qualcuno, no? Sì, beh, qua allora non a caso abbiamo abbinato, perché abbiamo fatto un abbinamento in realtà anche qui, non a caso, abbiamo abbinato un rosato veneto, quindi un chiaretto, con una donna, perché qui abbiamo la miglior sommelier del Veneto in carica, che a me fa molto piacere, l'ho detto in più occasioni, che sia una donna, Francesca Penzo, e quindi questo tratto femminile, questa componente così più soave, più delicata del vino, che in primis proprio si riconosce nel colore, oggi l'ha tradotta molto bene Francesca durante la degustazione. Però io vorrei approfittare, perché insomma qua abbiamo un sommelier da gara, da competizione, sappiamo che questa guida sta iniziando a dare sempre più importanza all'abbinamento, no? Luigi, ne parlavamo qualche giorno fa, quindi qua abbiamo un sommelier molto esperto in questo campo, soprattutto perché lei è una professionista del settore, proviene dal ramo della ristorazione, quindi parlaci un po' anche del rosato, delle sue prestazioni anche durante l'abbinamento. Allora,
E intanto grazie per la presentazione. Come dicevo, è stato un piacere essere stata abbinata a questo prodotto e a questa cantina, perché io amo comunque quelle che sono le produzioni magari sottovalutate o non troppo conosciute, come anche le realtà più piccole, perché tante volte riescono veramente a regalarti delle gran sorprese, come è stato in questo caso. Si riesce a portare in tavola una bottiglia di nicchia particolare, no? Anche. Quindi si può fare la soddisfazione anche del cliente. Esatto, perché tante volte, come dire, si fa presto a trovare fuori dei gran nomi blasonati, bottiglie con certi costi eccetera, però è bello divertirsi con qualcosa di un po' più sconosciuto tante volte, e soprattutto con dei prodotti quali i rosati, che come dicevo prima tante volte vengono come dire, abbandonati dai pensieri del cliente, perché non sono il prodotto che automaticamente ti viene in mente, che vai a collocare, perché ormai la tendenza generale è abbinare il bianco al pesce, il rosso alla carne e così via, quando in realtà non è così, perché si possono fare dei giochi veramente interessanti e piacevoli con gli abbinamenti. E difatti il rosato è un vino che tante volte ti risolve delle questioni spinose al ristorante, perché è così. Tante volte devi abbinare un vino quando qualcuno vuol prendere rosso, qualcuno vuol prendere bianco, e tante volte ti servono proprio per risolvere questa situazione. Come alle volte ti trovi di fronte a dei piatti, a degli ingredienti che sono difficilmente abbinabili. Facciamo un esempio. I funghi, per esempio. I funghi non sono semplicissimi da abbinare, nel senso che sembrano semplici, nel senso che comunque hanno un gusto alle volte più delicato, alle volte più marcato, ma è un prodotto comunque non banale, e spesso si è abbinato ad altri ingredienti, quali per esempio può essere il pesce. Io provengo dal mare, tante volte li si abbinano per esempio con dei gamberetti o con dei moscardini per quelle che sono le preparazioni della pasta, quindi della pasta fatta in casa, lavorata in questa maniera. Altre volte invece il fungo viene come dire, usato come ingrediente di contorno per dei secondi piatti, quindi magari hai dei pesci lavorati alla griglia che quindi hanno della tendenza marognola, hanno bisogno di questo leggero frutto, ma senza che sia un vino troppo pesante, troppo importante, ed ecco che allora il rosato riesce a fare la sua parte. In questo caso un rosato molto equilibrato, perché si parlava prima di questo equilibrio sorprendente che ti dà come dire, quel brio, quella freschezza che si può associare appunto al carattere della donna, diciamo, e questa sensualità, sapidità poi trovata dal territorio, ha questa, come dire, a questo frutto, a questa rotondità in bocca che non è dovuta a lavorazioni, ma semplicemente all'equilibrio che è riuscito a dare il viticoltore e poi quindi alle lavorazioni in cantina. Io a questo punto chiuderei invitando i nostri spettatori innanzitutto a girare per dicembre dalle parti di Cavagliano. Sempre, vero? Non sempre, non so. Ma a dicembre abbiamo la Stella Cometa che ci segna la strada, giusto? Perché così possiamo assaggiare il vino e possiamo abbinarlo, come diceva Francesca, con ad esempio i funghi, con altre specialità, e quindi in qualche modo potrete fare un tour enogastronomico e poi ci direte il vostro risultato.